Salve a tutti, ci troviamo al Civico Museo del Cavallino della Giara di Genoni, in occasione del progetto dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei, Musei Narranti. In questi incontri vi vogliamo descrivere il museo, il Civico Museo del Cavallino della Giara, attraversando le diverse sale. E il libro che utilizzeremo per raccontarvi questi passaggi è la guida al museo che abbiamo scritto in collaborazione del professore Giulio Angioli. Inizierei questo primo incontro leggendovi appunto l'introduzione con una breve descrizione del lavoro e del contesto regionale. Questa casa, museo di se stessa, soprattutto di com'era, vuole documentare la vita di chissà quante generazioni di uomini, svoltasi sostanzialmente uguale fino alla metà del Novecento, quando una svolta drastica ha consegnato al passato un modo di produrre e di vivere plurimillenario. La scomparsa di questo modo di vita, già prevedibile e da varie parti e in vari modi auspicato, già ai tempi della prima edificazione di questa casa contadina, nel frattempo ha spinto molti a sforzi di documentazione attenta e preoccupata. Questa casa ci rimanda dunque a un modo di vivere finito e sostituito, ma, ancora oggi, un modo di vivere conosciuto da molti ormai nell'infanzia, che oggi appare ed è un'infanzia più simile a quella dell'età dei nuraghi che all'infanzia di oggi. Un sentimento e un'attitudine da cui nasce il proposito di documentare un mondo in qualche modo immutato dalla più lontana preistoria. Questi luoghi e cose, suggerendo relazioni tra persone, cose e tra persone, restano un documento umano vivo, capace di ricostruire non solo ambienti, ma anche individui e tipi di umanità sarda. I suoi soggetti, del resto, sono sempre i sardi di campagna, dell'interno, di Genoni, dove, per i quali lavorare per vivere e vivere per lavorare erano allora regole senza scampo, in cui la costrizione del vivere per lavorare dava significato alla prima regola universale umana del lavorare per vivere, per tutti, anche per i proprietari maggiori di terre e di arnienti, ma soprattutto per coloro, la maggioranza, che vivevano nella precarietà, spesso estrema. Erano obbligati a inventarsi espedienti per procacciare anche solo il cibo per sé e per la famiglia. L'impresa è quella di ripercorrere coi mezzi le conoscenze e le sensibilità di oggi, modi di vita che appartennero anche a una sorda di infanzia del mondo, perlomeno euro-mediterraneo. Per capirla meglio e in più con la conoscenza di ritrovare qui in Sardegna qualcosa di residuale, ma già in via di sparizione. Una documentazione visiva come questa oggi forse permette soprattutto di constatare quanto la Sardegna sia cambiata nel trascorso da quando la casa è stata costruita. Il recente mutamento del modo di vita, rapido, profondo e straniante, è probabilmente l'esperienza storico-culturale più importante che si è consumata nell'ultimo millennio in Sardegna. Altri lo diranno per altri luoghi e per la stessa epoca con non meno ragione. Ma non è indifferente che lo si dica per quest'isola. Di fronte a questa documentazione di un genere di vita rurale millenaria, in questo antico paese rurale, come scriverà qualche decennio dopo il geoantropologo francese Maurice Lelanneux, anche qui si rifà idee tenaci di conservazione e di resistenza costante. Sulla scorta di questi documenti deve fare i conti col fatto che la Sardegna è cambiata e sta cambiando, nel bene e nel male. Una volta tanto senza ritardo rispetto al mondo che si dice occidentale. E deve perlomeno notare che è cambiata e sta cambiando non soltanto nelle sue città antiche e nelle sue coste sempre più turistizzate, ma che il mutamento riguarda anche la Sardegna più interna, quella che spesso si pensa come la vera Sardegna, magari incontaminata, e deve concludere che semmai la conservazione e il ritardo storico e culturale sono stati in altri tempi caratteristici dei sardi, come conseguenza della geografia quanto o più che nella storia. Non è così, soprattutto negli ultimi decenni del millennio scorso. Il paragone qui si impone tra l'oggi e il passato recente, così rapidamente finito, così come qui documentato. A riprova del fatto che l'isola è ormai implicata in tutto e per tutto nell'oggi e nell'Occidente, basta notare quanto la Sardegna oggi è come immagini un luogo di vacanza, uno dei paradisi dell'estate, mentre allora era forse soprattutto e più di oggi un interessante residuo dell'Europa premoderna, se non addirittura preistorica, come per Lorenz ai tempi della probabile edificazione di questa casa. Cioè in un inizio di Novecento, quando per molti sardi era ancora un premio andare via, una speranza di vita migliore emigrare,
mentre qui, ora, viene chi cerca quel che i nostri disoccupati cercavano altrove, negli anni in cui rapidamente finiva la millenaria epoca qui documentata nel suo finire. Ma la Sardegna continua ad avere in Europa un'immagine diversa, profonda nel mondo euro-mediterraneo. Solo qualche decennio fa era ancora luogo di differenza negativa. Oggi l'isola gode di considerazione positiva soprattutto in quanto luogo turistico, pensato non di massa a immagine della Costa Smeralda. La differenza della Sardegna in Europa è certamente un dato e una constatazione ancora oggi, oltre che un sentimento soggettivo, e oggi per lo più positivo, di molti sardi. Si trattava e si tratta spesso di una vaga diversità, soprattutto come naturalezza o naturalità, genuinità, arcaicità, primitività, preistoria vivente, remotezza ed esotismo in spazi selvaggi e incontaminati. Quindi, soprattutto, vacanza dall'urbano, venuta oggi a maturazione quell'attitudine di scoperta di un passato euro-mediterraneo, che si intuisce nei visitatori sette-ottocenteschi di una Sardegna di allora e di sempre, più ancora che una natura idilliaca e una società ricca non solo di colore locale, ma soprattutto di richiami ancestrali. Grazie a tutti per l'attenzione.